Un attimo Valentina con i telespettatori, nel frattempo se la regia si chiama Antonio Corbo. Sì, Pasquale dal Vomero vuole sapere come fare per avere la maglia che ha vinto. E ancora Alex da Pompei domanda a Lucariello: secondo lei a giugno verranno confermati Hamsik, Gargano e Lavezzi, e dove i rinforzi dovrebbero essere collocati? Squadra. E ancora Tommy da Varcaturo chiede: ma se l'anno prossimo l'allenatore non sarà più lo stesso, perché Direia non se ne può più, devo presumere che ora questi sia impegnato, perché altrimenti non credete convenga per dare una scossa già prenderlo e fargli fare 10 partite con questa squadra? Chi sarà secondo voi? Sempre Forza Napoli. Nicola da San Giorgio per uno di noi: pensi che per la partita di domani Del Piero si inchinerà alla presenza di Lavezzi? Dante da San Giuseppe Vesuviano: spero che si concluda bene. Antonio Conte può essere l'allenatore ideale per la prossima stagione? E infine Gaetano per Lucariello e per uno di noi: su con il morale, ottimismo, ottimismo, solo così si può ricominciare a vincere. Ecco, un attimo Valentina e poi subito Gianfranco Lucariello. Sì, Paganese per Patrone: vorrei chiedere il risultato della partita di domani, perché vedo che ogni settimana ci azzecchi sempre, mi sa che sopravvaluti troppo il Napoli. Salvatore scrive: un saluto al professore Francese Salvatore, ti ricorderemo sempre, resterai sempre uno di noi, un saluto grande al direttore Patrone. Paolo per Lucariello: vorrei che lei fosse un po' più ottimista, visto che domani sera il Napoli ci stupirà. Maria Giovanna per Rivellino: in questo Napoli si sente la mancanza di un leader come il Pampa Sosa. E ancora Rosario domanda a Luca: è vero che la squalifica di Mannini si trasformerà in una sola multa? Carmela da San Giorgio per Patrone: secondo lei Denis domani sera non sarebbe meglio che restasse a Castelvolturno? E ancora ci scrivono: il problema è che è venuto a mancare l'armonia che c'era all'interno dello spogliatoio e che non c'è un uomo di carattere e di personalità come lo era Sosa. E ancora domandano: Dato lo gioca domani? E infine Dina scrive: Gino sei sempre ok. Sentiamo cosa dicono i tifosi. Gino, sentiamo un attimo i tifosi. Lei pensa che questi ragazzi siano influenzati solamente da una serata in discoteca o il loro morale sia tramortito da tutte le pressioni subite? E ancora ci scrivono: qualche problema c'è perché Dalla Bona è stato fatto fuori e forse perché ha detto qualcosa di troppo? E ancora calciatori immaturi e presuntuosi, perché lo dimostrano risultati e chiacchiere infantili? Presuntuosi perché quando le cose vanno bene si parla di aumenti, adesso il presidente cosa deve fare? E ancora fra i motivi distruttivi del gruppo non ci sono anche i continui attacchi subiti dai giornali? Alfonso Amendola domanda a Lucariello: non crede che il problema principale del Napoli sia quello di una distonia tra tecnico e società in sede di mercato? Lo dimostra il fatto che tutti gli acquisti del 2008-2009 non sono adatti al modulo Reia, mi riferisco a Denis, a Ronica, per non parlare della B. Se è così, come mai Reia non si è dimesso, visto che Marino e stanno facendo di lui un capo espiatorio? Pax chiede: che poteri ha Marino sulla panchina? E ancora Nando da Pagani: è possibile che Marino acquisti giocatori all'estero e qui in Italia dichiara un prezzo più alto? Nicola da San Giorgio per Lucariello: non pensa che è il momento di far giocare Grava? Dici, soltanto leggere la domanda di Michele che è uscito estratto nel sorteggio: se domani si perde che si fa? Reia ciao?